Va ora in onda la rassegna stampa. Hvem har glemt den sorte Majdan? Hvem kunne glemme? Hvem har glemt den sorte Majdan? Hvem forrådte forstaden? Hvem forrådte den? Hvem forrådte forstaden? Hvem står bag i blinde billeder? Hvem står bag den? Hvem står bag i blinde billeder? Hvem står bag helvedes bander? Hvem står bag? Hvem står bag helvedes bander? Vi vil huske Højsens stadion. Aldrig mere en Højsens stadion. Anch'io tra i molti vi saluto, rosso alabardati, sputati dalla terra natia, da tutto un popolo amati. Trepido seguo il vostro gioco. Ignari esprimete con quello antiche cose meravigliose sopra il verde tappeto, all'aria e ai chiari soli d'inverno. Le angosce che imbiancano i capelli all'improvviso sono da voi così lontane. La gloria vi dà un sorriso fugace, il meglio onde disponga. Abbracci corrono tra di voi, gesti giulivi. Giovani siete, per la madre vivi. Vi porta il vento a sua difesa. V'ama anche per questo il poeta, dagli altri diversamente, ugualmente commosso. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna. La canzone che avete appena ascoltato è dei Savage Rose, Heysel Stadion del 1990, la prima canzone che è stata dedicata alle 39 vittime dello stadio Heysel del 29 di maggio del 1985. Oggi sono passati 40 anni e mi piace proporvi questa poesia di Umberto Saba
Squadra paesana del 1967. Era una serata di primavera, non erano i chiari soli d'inverno di cui parla il poeta, ma in quella sera di primavera 39 vite hanno deciso, o meglio, purtroppo per scelta d'altri, sono diventate per sempre giovani e per sempre per la madre vivi. Queste parole io dedico non da morto, ma da ferita a morte anch'io, alle vittime di questa anch'essa orrenda e inutile strage che fu quella dell'Aisel. 40 anni fa, scrive La Stampa, che dedica uno speciale a questo evento, 40 anni fa, prima della finale Juventus-Liverpool, la tragedia più grande del calcio europeo, 39 vittime da non dimenticare perché appartengono a tutti e perché non accada più. Questa è la meridiana, la placca che è stata, la potete vedere sui nostri canali video, in memoriam, 29 maggio 85, questa è la placca appunto a forma di meridiana che con ognuna di queste tacche indica le 39 vittime di quella assurda sera e soprattutto indica quello che, come la televisione austriaca fece passare in sovraimpressione, possiamo tranquillamente ritenere un evento che non aveva assolutamente niente a che fare con lo sport. Marco Tardelli parla con La Stampa 40 anni dopo, dice: quel papà disperato doveva farci capire, non ho mai sentito mia questa coppa. L'ex campione bianconero, un uomo e un bambino arrivarono negli spogliatoi chiedendo di uscire da lì, giravano voci incontrollate di una o due vittime, solo il giorno dopo ho saputo l'entità della tragedia. Fu una concatenazione enorme di errori, di stupidità, i belgi che non riuscirono in alcun modo a garantire la sicurezza di quell'evento fino a quando non ci furono i morti, la gente che scappava dalle gradinate per farsi manganellare dalla polizia belga che idiota come non mai cercava di mantenere in questo modo l'ordine, credeva di mantenere l'ordine in questo modo, mentre i tifosi inglesi facevano scempio di quel vecchio impianto peraltro inadeguato che era l'Aisel, oggi si chiama Re Baldovino ed è stato ricostruito. Ecco, a maggior ragione dobbiamo fare memoria di questo, perché il calcio non è questa cosa, lo sport non è questa cosa, il calcio, lo sport sono le parole di Umberto Sabba, sono le parole di Squadra Paesana. E adesso cominciamo. Le nostre coordinate, come sempre, sono 340-670-9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi. Il telefono 0292947222 quando lo dirò io, e soprattutto ricordate due cose. Primo, date il sangue perché in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un giornale online nel quale ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Auto da Fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin che sto sostituendo io per il momento, e poi le videopillole, interventi, noccioline, caramelle, quello che volete voi. Partiamo con le agenzie. Ecco a voi l'ANSA, la guerra delle tariffe, una corte federale USA blocca i dazi di Trump, sono illegali. Il tribunale stabilisce che il presidente non ha l'autorità di imporre tariffe globali, l'ira della Casa Bianca che farà appello, non decidano giudici non eletti. Sentite una certa aria di casa, non so voi. L'Ucraina, Mosca propone colloqui il 2 giugno a Istanbul, Kiev pronti, ma prima un memorandum. L'incontro con gli ordinari in tirocinio, Mattarella ai magistrati, nessun potere immune da vincoli e controlli. Ancora la ricorrenza, 40 anni fa l'Aisel, la vergogna del calcio, il ricordo del sopravvissuto, sono vivo per miracolo. Il primo piano, università, nuovo accesso a medicina, esami da 45 minuti, 93 quesiti, invalsi, diminuisce la dispersione al 9,8% verso l'obiettivo UE. I dati della CEI sono 115 le vittime di presunti abusi nel 2023-24, 64 maschi, 51 femmine, circa la metà di questi fatti
è avvenuta in parrocchia. Molestie all'Università di Catania, l'ha toccata senza fare pressione, professore assolto. Quindi, perché a quanto pare, siccome non stringeva quando palpava le tette alle studentesse, ma appoggiava solo i palmi, questa è la spiegazione tecnica, allora non si può considerare palpeggiamento. Bocca mia, taci. BBC, ecco qua, anche la BBC apre con Trump, la corte, il Tribunale del Commercio americano blocca le tariffe di Trump dicendo che il presidente ha straripato da qualunque autorità. La Casa Bianca dice che farà appello, aggiungendo che non sono dei giudici non eletti quelli che decidono come gestire in maniera adeguata un'emergenza nazionale. Poi ancora, vediamo un po', c'è di spalla Trump, sembra darà a Putin una deadline di 2 settimane sull'Ucraina. Poi si parla degli stormi di droni a fibra ottica che per il momento stanno dando degli enormi grattacapi agli ucraini, addirittura questa terrificante nuova arma che sta cambiando la guerra sul campo. Quassù in alto invece il World Food Program dice che il deposito di Gaza è stato distrutto letteralmente da orde di persone affamate. Infine, Elon Musk lascia la Casa Bianca, ma dice che il DOGE, il Dipartimento appunto per la riforma del governo e delle sue spese, continuerà a funzionare. Andiamo a vedere le prime pagine di oggi. Vi annuncio che i temi odierni sono tanti e sono croccanti. Prima di tutto il drammatico femminicidio di Afragola, morire a 14 anni perché il tuo ex fidanzato di quasi 19 t'ammazza a pietrate. Complimenti al TG1 che ha mandato ieri sera addirittura l'ultimo video in cui questi si incontrano per le strade di Afragola. Effettivamente era un contributo del quale c'era bisogno per dare maggiore completezza all'informazione. Questa è Rai 1, la rete per le famiglie, signore e signori, veramente. Poi ci raccontano che dobbiamo fare i corsi deontologici sulle carte per la tutela dell'infanzia e tutto il resto. Perdonate, io non lo avrei mandato in onda. Poi abbiamo l'Islam, Giulia Sorrentino sul Tempo torna a occuparsi dell'islamizzazione in questo paese. La Verità che parla delle tasse che l'Europa vorrebbe sbatterci addosso sulle auto a benzina e diesel per costringerci a passare al frullatore elettrico, non mi avrete mai. Casarini che viene rinviato a giudizio e si lamenta. Gaza, la Sardegna dove la Todde si trova insomma impelagata in discorsi legali sulla sua elezione, l'Ucraina e poi il nuovo AD di Stellantis che è un napoletano che da 25 anni si trova all'interno dell'azienda e che ha studiato da Marchionne. Speriamo riesca a fare del suo meglio, soprattutto per un paio di marchi, anzi 3 marchi che effettivamente ultimamente non se la stanno vedendo bene: Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani. Intanto buon lavoro al dottor Filosa, ovviamente. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, guerra sugli aiuti, Il Fatto, a 600 giorni dal 7 ottobre, segnali di convergenza sul piano di tregua USA. Tajani, morti indignano, a Gaza ancora scontri per il cibo tra soldati israeliani, miliziani di Hamas e dell'ISIS. Leone XIV, si leva al cielo il grido di mamma e papà che piangono i loro figli morti, ne scrive Nello Scavo. Fotonotizie a centropagina, Khartoum, 3 anni di conflitto, 14 milioni di sfollati, l'ONU sul Sudan, umanità al collasso. L'Ucraina, Merz spinge ancora sulle armi, Mosca apre a nuovi colloqui, ne scrive Lucia Capuzzi. La piaga, il rapporto CEI. Nel 2023-24 Faro su 69 episodi con 115 vittime tra i minori. Più forte la rete antiabusi, crescono le segnalazioni. Il delitto di Martina da Fragola, uccisa a 14 anni dal suo ex ragazzo, la violenza incontrollata dei maschi. Il Corriere della Sera, mitico corrierone, eccoci qua, alta tensione Berlino-Mosca, Merz, missile a lungo raggio per Kiev, il Cremlino così è in guerra, propone negoziati lunedì a Istanbul. Gaza, Tajani, morti indignano, vertice Meloni-Macron il 3 giugno a Roma.
Fiorenza Sarzanini di spalla, indizi e sospetti, l'indagine di Garlasco e lo show che va fermato. Se Gesù vuole, magari qualcuno se ne sta accorgendo. Intervista con Ignazio La Russa, noi chiari su Israele, altri fanno propaganda. Fotonotizia a centropagina, eccola qua. Martina Carbonaro, la ragazza uccisa dall'ex fidanzata da Fragola, aveva appena 14 anni. Femminicidio da Fragola, il giovane 18 anni ha confessato. Martina colpita con un masso, uccisa a 14 anni. L'ex fidanzato mi aveva lasciato. La mamma della ragazza, la madre di lui, mi disse: stai attenta a tua figlia. La mamma di Martina rivela: Alessio aveva finto di cercarla con noi. Sua mamma mi disse di stare attenta a mia figlia dopo che l'aveva lasciato. Il Fatto Quotidiano, eccoci qua, Netanyahu horror, nega l'evidenza sui Gazawi, ricevono cibo, i palestinesi affamati? No, solo poco allenati. Spiragli di tregua, il premier, menzogne contro di noi, Trump, gli ho detto di non attaccare l'Iran, Witkoff ottimista sui negoziati con Hamas. Il memorandum scadrà nel 26, il governo confermerà il patto militare con Israele, da Tajani mezza condanna, Meloni tace. In alto, convocato, Palazzo Chigi con Mantovano consiglia di presentarsi, Nordio Solmas riscappa dal Tribunale dei Ministri e poi ripartire da scuola, Martino uccisa a 14 anni dall'ex a colpi di pietra. Il Giornale, inchiesta bomba sulle ONG, Casarini va a processo, lucrava sui clandestini, rinviata a giudizio, ha tratto profitto dai soccorsi in mare. Ponte sullo Stretto, la CGIL boicotta 120.000 posti di lavoro. Le Golden Power su BPM, la scalata di Unicredit accende lo scontro Giorgetti-Tajani, 9 accuse dal Consiglio d'Europa, la polizia italiana è razzista, la follia europea indigna Meloni. Fotonotizia a centropagina, eccolo qua, Antonio Filosa, 52 anni, nuovo amministratore delegato Stellantis. Filosa, un napoletano a Stellantis, ecco chi è l'erede di Marchionne. Di spalla, prof assolto, sentenza shock, toccare il seno non è violenza. Il Tempo, grande titolo stamattina del Tempo, qui sarda tutto. Per i giudici Todd è decaduta da governatore della Sardegna, ma la sinistra prova a salvarla ed è caos anche in Campania. Dopo Genova, Conte già saluta il PD e corre in solitaria. Renzi e Calenda strappano con Schlein sulla piazza di Gaza. Dopo l'inchiesta del Tempo, i rapporti con i fratelli musulmani, la scuola per imam di Verona, i patrioti portano il caso in Europa. La collega Giulia Sorrentino, che vi anticipo sarà mia gradita ospite a Zoom, forse stasera, vediamo di arrangiare un orario perché sono giorni che ci inseguiamo a vicenda per questa intervista, quindi restate con noi anche stasera. Conflitto in Medio Oriente, Gaza Tajani, Israele si fermi, Meloni Macron a Roma l'incontro del disgelo, rapporto del Consiglio UE, l'ultimo delirio dell'Europa, la polizia italiana è razzista, Meloni accuse vergognose. Intervista al ministro Adolfo Urso, Dazi, il negoziato sbloccato da Meloni, così aiutiamo le aziende. Garlasco, l'ipotesi dei PM, esempio s'appoggiò alla parete delle scale per vedere il corpo di Chiara. Il femminicidio di Afragola, lapidata a 14 anni dall'ex, l'ho uccisa, mi aveva lasciato. Il Tempo di Osho, signore e signori, l'Amerigo Vespucci in porto a Civitavecchia si potrà visitare fino al 3 di giugno. C'è la Meloni sul ponte della Vespucci che parla col comandante e dice che poi a barca non è tanto farsela, ma mantenerla. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica. La proposta di Mosca, negoziati con l'Ucraina il 2 giugno a Istanbul, Merz riceve Zelensky, scontro col Cremlino, martedì Macron a Roma per vedere Meloni, a San Giovanni la piazza della sinistra pro Gaza, orrore ad Afragola, ecco qua la fotonotizia, uccisa a sassate a 14 anni dall'ex fidanzato, la povera Martina Carbone, di spalla l'italiano Filosa di Stellantis, Elkann inizia una fase di sviluppo, speriamo. Mattarella, rigore dei giudici contro attacchi strumentali, migranti, processo per la Marionio, Casarini protesta, colpiscono gli aiuti. Carrisi e lo scrittore Donato Carrisi e il mistero di Garlasco e l'era dei remake. La Stampa, aiuti a Kiev, sto con Merz, la Presidente del Parlamento UE alla Stampa dopo l'accordo Germania-Zelensky
su 5 miliardi per le armi. Mezzola, esercito comune, meglio il modello Frontex, Green Deal, le imprese soffrono, va cambiato. Di spalla l'industria, svolta Stellantis, Filosa, Nuova D e il CAN per l'auto una fase cruciale. Eccola qua in fotonotizia, aveva 14 anni. Napoli, Martina uccisa a colpi di pietra per un no, confessa un 19enne, mi aveva lasciato. Tra l'altro ieri sera è venuto fuori che i due si erano messi assieme quando lei aveva 12 anni. Quindi fatemi capire, questo ne ha quasi 19, lei ne aveva 12, lui 17, quasi 17. A 12 anni si è dei bambini. Quale amore, quale storia, quale ci mettiamo assieme. Scusate, io la vedo così, non è per carità per fare una polemica, ho tutto il rispetto per la famiglia Carbone, per la famiglia della povera Martina, non sto discutendo questo. Ma mi sto chiedendo se a 12 anni si possa cominciare una storia d'amore con uno di oltre 16 che va per 17, specie in un mondo come questo. Se è vera la notizia che naturalmente è stata data ieri dal TG1. Lo lascio alla vostra riflessione. La verità, in barba agli appelli disperati del mondo delle imprese, l'Europa chiede altre tasse sulle auto diesel e benzina. Altro che flessibilità, la Commissione boccia l'Italia sul green e raccomanda nuove gabelle per favorire l'elettrico. La Ribera ci mette il carico. Gli obiettivi climatici non cambiano, l'agenda verde crea prosperità, non sappiamo a chi, ma la crea. La presidente della Sardegna deve decadere, eccola qua in fotonotizia, ma la Todd resiste ai giudici. Di spalla accuse vergognose, Bruxelles insiste, polizia razzista, Meloni si infuria. Difesa del gay pride, l'unione a valori non negoziabili, decide la K. La CGIL boicotta il ponte, 50.000 lavoratori, sempre più partito, sempre meno sindacato. L'organizzazione di Landini fa sponda con l'UE per bloccare la grande opera sullo stretto, che porta occupazione e ricchezza, almeno 1,8 miliardi per la nostra economia. Ucraina neutrale, NATO lontana, Putin detta le condizioni, Trump gli dà l'ultimatum 2 settimane. Traffico di migranti a processo Casarini e Cine, scrive l'amico Fabio Mendolara, rinviati a giudizio i vertici della Mare Ionio, cara Zuppi e al defunto Bergoglio. C'è poi un servizio su tutte le vetture dei papi, dalla carrozza alla Jeep. Pio XI fu il primo motorizzato. Sì, nei primi anni 30 gli fu regalata una Citroën Victoria 6, si chiama sta macchina, costruita dalla filiale italiana della Citroën. Ma prima ancora credo gli avessero dato una macchina americana, non vorrei sbagliarmi. Libero, lo scontro con Strasburgo, attacca alla polizia razzista, il Consiglio d'Europa contro le forze dell'ordine italiane, fermano le persone in base al colore della pelle o per l'identità e la religione. L'ira del governo, frasi vergognose. Anche Mattarella respinge le accuse europee, bacchetta la magistratura. Interessante. Secondo loro la polizia ferma le persone in base al colore della pelle o per identità e religione. A me qualche volta è capitato nelle stazioni che in effetti la Polfer mi fermasse per chiedermi i documenti, ma io non mi sono sentito discriminato malgrado sia un bianco. Vedete i ragionamenti fatti col lato su cui ci si siede a che evoluzioni portano, no? Salutiamo gli amici delle forze dell'ordine che sono tutto fuorché razzisti. Andiamo avanti, va. Il capo missione finanziato dalla sinistra e da Papa Francesco, eccolo qui, lucrava sui migranti, Casarini a processo. Pronto il ricorso in Sardegna, la Todde perde in aula ma si tiene la poltrona, denuncia a Bruxelles, Landini vuole boicottare il ponte sullo stretto. Andiamo a vedere adesso Italia Oggi, eccola qui, ingrandiamo un pochettino. Italia Oggi, appalti più aperti alle piccole e medie imprese, ridurre la burocrazia, semplificare le regole di partecipazione alle gare, estendere la digitalizzazione, aumentare la concorrenza e la trasparenza, la riforma europea in arrivo, ne scrive il collega Mascolini a pagina 20. Nuovi equilibri, soltanto il polo USA-UE può contrapporsi a quello Cina-Russia,
Carlo Pelanda, pagina 8. La guida pratica, concordato preventivo biennale per la prima volta in dichiarazione dei redditi, 7 mosse per gestire la novità, Giuliano Mendolesi a pagina 23. Il professor Luigi Curini, grande ritorno al professor Curini su Italia Oggi, intervistato da Alessandra Ricciardi, ricerca USA libertà di espressione negata in 210 su 250 università americane. In alto Marco Capisani, Classe Editori lancia MF GPT, primo sistema di AI generativa autonoma realizzato in Italia, e poi, implacabile come sempre, il diritto è rovescio. Le immagini che arrivano da Gaza sono sempre più angoscianti, scrive Pierluigi Magnaschi. Buona parte degli edifici ridotti in macerie, le file per il pane o qualsiasi cosa di commestibile, assalti ai camion degli aiuti, tendopoli in condizioni pietose, camion con gli aiuti fermi in Egitto. Oltre alle bombe che quotidianamente martellano i presunti rifugi di Hamas, scuole, ospedali, abitazioni civili, sembra quasi che Netanyahu voglia utilizzare anche l'arma della fame. Unanime l'indignazione e l'esecrazione di gran parte dei paesi civili che gli chiedono di fermare questa carneficina. Stranamente però nessuno chiede niente ad Hamas, che ha sempre rifiutato ogni accordo, ogni compromesso. Basterebbe che consegnasse gli ostaggi, i vivi e i morti, e deponesse le armi per fermare la guerra. Ma non ci pensa proprio. Delle sofferenze dei palestinesi non gli importa nulla, anzi gli fanno gioco. Ecco, più chiaro di così penso che non si possa dire. Va bene. Che ora si è fatta? Le 7:54, oggi abbiamo tempo, quindi diamo un'occhiata anche ai quotidiani locali. Brescia Oggi, messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella nell'anniversario della strage di Piazza della Loggia, Brescia baluardo della democrazia. Corriere del Mezzogiorno, la Campania, femminicidio, Martina uccisa a 14 anni dall'ex, non voleva tornare con me. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, turismo, niente sold out sul Bari New York. Corriere del Trentino, il caso, migranti, scontro Fugatti, Ianeselli. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, lo sviluppo del territorio, ZLS, arrivano gli investitori orientali. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, caso Caleffi, altra condanna per Cerea. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, 51 anni dalla strage, tutta Brescia non dimentica. Corriere della Sera, Dorso di Milano, scuola, 5.000 cattedre da coprire. Corriere della Sera, Dorso di Roma, il viaggio Tevere, tour nel degrado. Corriere Torino, forum col presidente della Compagnia di San Paolo, Gilli, classe dirigente di professori, bene per la città che deve attrarre. E ancora l'automobile, il Piemonte aspetta le mosse di Filosa, il nuovo AD di Stellantis. Corriere dell'Alto Adige, l'evento Pride, lo scontro sul patrocinio, Correrati, non sono contro l'evento, Andriollo, una scelta da uomo di destra, perché il comune concede gli spazi ma nega il logo. Corriere di Bologna, il delitto di via Zanolini, fermata la moglie di Marra. Corriere Fiorentino, la Toscana, terremoto viola, Palladino lascia. Corriere della Romagna, Rimini e San Marino, dopo gli scontri prima della partita di basket martedì sera, derby senza tifosi. Gazzetta di Modena, Velox, multe illegittime, andremo in tribunale, forza, forza. La Gazzetta di Reggio, pestato dalla baby gang per un gelato caduto. Giornale di Brescia, rapinavano per noia, blitz e arresti in stazione. Il Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, esclusiva, un anno fa la morte di Manara, il trauma è ancora vivo. Il Giornale Milano, piano del comune per costruire 10.000 nuove case, si fanno avanti 14 investitori. Il Piccolo di Trieste, test per medicine, rettori, sarà il caos. Secolo XIX, sul centrodestra diviso, arriva la versione di Totti, perso per questi errori. Il Tirreno, nuovo ospedale, Gianni tira dritto, entro un mese l'ok al progetto. La Gazzetta del Mezzogiorno, alleati per vincere, vota a Taranto, il centrodestra ora tenta la via dell'unità, il centrosinistra anche a Matera vuole l'aiuto del Movimento 5 Stelle. La nuova di Venezia e Mestre, Mare Ionio, tutti a giudizio. La Prealpina, fermato amico della Escort. La provincia di Como, Nido Magnolia, il comune ancora sconfitto. La provincia di Cremona, la nuova casa del Politecnico. La provincia di Lecco, Giro d'Italia, tappa Lecchese, vetrina per il territorio. La provincia di Sondrio, Giro d'Italia a Bormio, c'è un toro nell'arena. E poi chiudiamo con la Repubblica, Palermo,
eccola qui, così abbiamo attraversato tutta l'Italia, regione sfida sul sottogoverno, ecco le 100 poltrone in palio. Bene, adesso le 7:57, abbiamo già il tempo per introdurre l'argomento e quindi andiamo a pagina, andiamo a dare un'occhiata a pagina 14 su Repubblica. Partiamo con Afragola, la povera Martina. Martina uccisa a 14 anni, l'ex fidanzato confessa, l'ho finita con un sasso. A Fragola il 18enne nasconde il corpo in un armadio e lo sotterra. Il giorno dopo partecipa alle ricerche, poi crolla, mi aveva lasciato. Stavano insieme da 2 anni, da quando Martina Carbonaro ne aveva 12 ed era davvero poco più di una bambina. Ma questo non ha impedito ad Alessio Tucci di colpirla selvaggiamente e ripetutamente alla testa con una pietra. Almeno 4 volte, nonostante la ragazzina fosse in agonia già dopo aver subito il primo colpo. Poi il 18enne ha trascinato il corpo senza vita di Martina al di sotto di un mobile armadio. Lo ha ricoperto di detriti e spazzatura per nasconderlo il più possibile. Ha spento il cellulare della ragazza, ha cancellato le chat e lo ha sistemato sotto un intercapedine. Senza pietà e in modo freddo, Tucci si è infine allontanato dal casolare, è tornato a casa, si è cambiato i vestiti macchiati di sangue. E quando i genitori di Martina, preoccupati perché la figlia non era tornata a casa, hanno cominciato a cercarla dappertutto, Alessio si è messo al loro fianco. Ha tranquillizzato la madre, scrollato le spalle alle domande sempre più insistenti, aggiungendo una pagina ancora più dolorosa al libro nero dei femminicidi. Un passo indietro, lunedì sera 20 minuti prima delle 19 Martina esce con le amiche. La prima tappa è una yogurteria di Corso Garibaldi, da un paio di settimane il rapporto con Alessia è in crisi. La 14enne ha deciso di lasciarlo, Tucci non si rassegna, i due si incontrano, si parlano. Un video pubblicato dal TG1 riprende la passeggiata, Alessio cammina avanti e indietro, si siede su una panchina, si mette le mani sul volto. Martina e Tucci decidono di incamminarsi verso l'area dello stadio, come ne racconta un'amica della ragazzina. Intorno alle 20:30 Martina riceve le telefonate della madre, Enza Cossentino. Si sentono 3 volte, ma nell'ultimo colloquio, dirà poi la donna, la ragazzina appare affannata. Da quel momento della 14enne si perdono le tracce, la famiglia sporge denuncia, partono le indagini dei carabinieri di Casoria di Castello di Cisterna. L'ultima traccia del cellulare alle 21:07 allo stadio Moccia. Anche l'amica di Martina conferma che quasi certamente erano diretti al casolare. Scappa un primo sopralluogo nel tardo pomeriggio, ci sono macchie di sangue, un paio d'occhiali e una grossa pietra, ma la stanza è piena di rifiuti e non si vede alcun cadavere. La speranza è che la ragazzina sia ancora viva. Le ricerche, coordinate dal PM della Procura di Aversa Napoli Nord Alberto Della Valle, con la procuratrice aggiunta Maria Di Mauro, vanno avanti a tappeto con l'utilizzo di droni, cani, foto elettriche. 10 minuti dopo la mezzanotte, nel nascondiglio ricavato da Tucci sotto l'armadio e reso difficilmente accessibile dai rifiuti, viene rinvenuto il corpo senza vita di Martina. Le indagini si indirizzano subito sulla figura del 18enne. Alessio viene sentito come teste, prova a tenere in piedi la sua messa in scena, sostiene di aver salutato Martina ed essere tornata a casa, ma il video delle 20:32 lo mette spalle al muro, perché è stato proprio lui l'ultimo a vedere la vittima e proprio nei pressi di quel casolare. Interrogato come indagato alla presenza dell'avvocato Mario Mangazzo, il ragazzo confessa. Il PM dispone il fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Lo portano in carcere e nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida. Agli investigatori, piangendo, mostra le ferite ancora fresche sulle mani. La firma del femminicidio di una ragazzina di 14 anni che sognava di fare la carabiniera. Le 8:01, noi ci fermiamo e mandiamo in onda, proprio perché oggi vogliamo ricordare l'Aisel, vogliamo però dare anche speranza, ricordare con speranza. Allora vogliamo ricordare un altro calcio, non quello dell'Aisel, quello delle nostre domeniche di 90° minuto. Jack Tromby, Pancio, 1970, e andiamo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Amici sportivi, sono le 8, 4 minuti e 40 secondi, perdonate, ho voluto citare così anche la buonanima, un gigante del giornalismo, Paolo Valenti, che ogni domenica alle ore 18 salutava le persone con queste parole e cominciava tutto il teatrino, come lo chiamava Luigi Necco, facevamo i pupazzoni, diceva lui. Il teatrino di 90° minuto. Sono le 8:05 sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Voglio salutare, non l'ho fatto prima, sono stato un cafone. Voglio salutare e augurare buon lavoro al nostro pastore di magiche onde, Francesco. Grazie come sempre. E nel frattempo voi avete scritto delle zappe al 340-670-9659, le vado a leggere. Ciao Antonino, fu una tragedia quella dell'Aisel, con chiare colpe della polizia belga. Un consiglio, se credete che la gente da queste tragedie impari, consiglio di partecipare come spettatore a una qualsiasi partita di calcio, di bambini o ragazzi. Non guardate il campo ma la tribuna, aprite bene le orecchie e dopo tirate le vostre conclusioni. Spettacolo davvero indecente, Walter. Guarda, mio cognato arbitrava le partite là nella serie dei ragazzini, come si chiamano? Non i pulcini, quelli più grandi. Un paio di volte è dovuto uscire scortato dai carabinieri, soprattutto per le mamme. Le mamme di questi qui, le soccer moms, come vengono chiamate in America, sono di una virulenza e volgarità che la metà basta. Ancora Lorenzo da Como, ciao Lorenzo, buongiorno Antonino, buongiorno a te. Non sono mai stato un tifoso di calcio, forse perché non mi è mai piaciuto vedere uno sport dove molti valori sportivi vengono calpestati, rispetto dell'avversario e del giudizio arbitrale, onestà, impegno, accettazione del risultato, inclusione, umiltà, giusto compenso e così via. E se non vengono rispettati in campo, figuriamoci sugli spalti. D'altronde, se l'esempio lo danno i giocatori, buona giornata. Maurizio che si indigna sull'Europa. Europa, altro ragionamento di culo e contro Italia. Questa Europa deve finire, diamo un messaggio per uscire, anche se tardi per i danni fatti. Usciamo e dopo dove andiamo? Buongiorno da Marco da Cassano Magnago. Ciao Marco, scusate se divago, ma appoggio il sindaco di Pescate in provincia di Lecco che non ha concesso la cittadinanza italiana a un extracomunitario, non essendo in grado di spiccicare una parola di italiano nell'ufficio comunale minimo. Guardate la stretta del governo inglese in merito alla cittadinanza. Marco, non vedo errori, cioè il concetto è molto semplice. Vieni in Italia? Sì, benissimo. Impara la lingua prima di tutto, la nostra storia, i nostri usi, i nostri costumi. Se tu vai dal sindaco e il sindaco ti dice che ora è e tu non sai nemmeno che cacchio ti sta dicendo, è evidente che tu non ti sei integrato. Punto. Non è che ci sono santi. Se voi andate in qualunque altro paese, magari anglosassone, e vi naturalizzate, il giudice, prima di farvi alzare la manina e giurare davanti al ritratto di Re Carlo III, che Dio lo salvi, per prima cosa vi parla in inglese, vuole capire se voi sapete leggere e scrivere in lingua inglese correttamente. Qua, come ti chiami? Cittadino italiano, boom, ma che? Oh, ma stiamo scherzando qui? Perdonate il fervorino. Allora, torniamo al caso della povera Martina. Siamo sempre qua, vi stavamo dicendo appunto Martina Carbone, 14 anni, uccisa
dall'ex fidanzato quasi 19enne. Lo yogurt con l'amica e l'assassina alle spalle nel video dell'agguato. Le ultime ore della studentessa in un filmato, sognava di diventare chef o di fare la carabiniera. La lettera dopo la rottura, sto cercando di cambiare. Cosa c'è? E davanti a Yogorino, appunto la yogurteria dove vanno a incontrarsi Martina e il suo assassino, che quei gesti quotidiani diventano gli ultimi gesti, cioè il fatto di andare a prendersi lo yogurt insieme alle amiche e così via. Una storia già scritta dell'appuntamento chiarificatore con un bravo ragazzo che è già probabilmente un assassino, perché non si uccide né per impeto né per raptus. Ed è quindi nelle vite di questi due adolescenti che bisogna scavare per capire in quale mondo siamo. Chi era Martina, che a 12 anni e mezzo, poco più che bambina, si fidanza, tra virgolette, con Alessio, ragazzo complicato di 5 anni più vecchio, che aveva lasciato la scuola all'inizio delle superiori, muratore saltuario, 3 sorelle più piccole. I suoi ultimi video su TikTok sperano nella vittoria del Napoli. Già così piccola, Martina si trova impigliata in un fidanzamento dove il senso è il possesso. In proclami sui social di amore eterno, ti prometto che ti amerò per sempre anche quando saremo arrabbiati e delusi. Se qualcuno dovesse chiedermi cosa mi piace di te, parlerei del potere dei tuoi occhi. Poi però Martina si sente soffocare, prova a lasciarlo, ma Alessio non molla. In quella vita vuota avere Martina vuol dire avere status, esistere agli occhi di un mondo fatto di video e di selfie. Come molti ragazzi violenti la fa sentire in colpa. Lei gli scrive una lettera: non sono brava con le parole, specialmente con te, ma sto cercando di cambiare. So che t'ho deluso, ma farò in modo di farti fidare di me. Alessio diventa violento, una volta la picchia, così ha raccontato Enza Cossentino, madre che ha negli occhi il dolore infinito di tante altre madri e padri di vittime di femminicidio. Lei non ne poteva più, ma gli voleva bene perché era stato il suo primo ragazzo, sussurra Deborah nella folla in processione. C'è tutto questo dietro le ultime ore di Martina, infatti è davanti alla yogurteria che Marti, sì, la chiamavamo così, dice Daniela, compagna di scuola, probabilmente dice ad Alessio che la loro storia è finita. Ripreso da alcune telecamere si vede Alessio Tucci che la segue, lei lo ignora, lui si mette le mani sul volto. Martina allora torna indietro, si siede accanto a lui, riprendono a camminare insieme ed è in quel momento che diventa una dead girl walking. Nell'ultimo tratto di quella passeggiata, poco più di 1 chilometro, che da via Matteo Imbriani, passando per la yogurteria di Corso Garibaldi, porta allo stadio Luigi Moccia di Afragola, quell'edificio diroccato dove spesso gli amanti cercano rifugio tra i rifiuti. Sono le 21:07 del 26 maggio, scusate, e il cellulare di Martina viene agganciato dalle celle di zona per l'ultima volta, poi il nulla. Lei è già morto o agonizzante, né cuoca né carabiniera. Martina è la più giovane vittima di femminicidi in Italia. La famiglia di lui affida all'avvocato Manganazzo poche parole. I genitori esprimono vicinanza al dolore dei familiari della povera Martina. Alessio era molto provato dalla fine della relazione, non dormiva più. Mai avrebbero pensato che potesse macchiarsi di un simile crimine. Invece Alessio è un assassino, non ha ucciso perché provato, ma perché Martino voleva la sua libertà, come sempre accade. La madre viene intervistata anche da Repubblica, ha parlato pure con la Stampa, ha parlato pure con altre testate, e in particolare la signora Enza Cossentino, 47 anni, la voce si spezza tra le lacrime quando ricorda la sua Martina, chiede giustizia per lei, voglio l'ergastolo per quel mostro, l'ho trattato come un figlio, pensare che aveva anche partecipato alle ricerche. Dice anche la signora Enza, dice Dio perdona, io no, perché Martina nessuno me la potrà riportare, ribadisce Cossentino. Secondo lei che cosa intendeva la madre di Alessio con quella frase guardati tua figlia che succede qualcosa? Non lo so, forse che avrei dovuto tutelare mia figlia quando la facevo uscire. Ma era una minaccia? No, non proprio. A questo punto devo pensare che avrei dovuto proteggerla da suo figlio, il mostro. Quando ha visto Alessio per l'ultima volta? Martedì sera in macchina, durante le ricerche. Che cosa le ha detto mentre eravate insieme? Era tranquillo, collaborava. Mi ricordo che disse questa è un'altra notte che non si dorme. Ha finto molto.
A un certo punto gli ho chiesto: le hai fatto qualcosa? Ma lui ha negato: non l'ho toccata proprio. Poi ha aggiunto: l'ho salutata e sono andata a casa a farmi una doccia. È stato in quel momento che mio marito ha pensato: ma perché si è fatto una doccia? Per lavare il sangue? Lei quando ha avuto i primi sospetti? Il lunedì sera ho chiamato Martina intorno alle 20:30. La prima volta non mi ha risposto, poi mi ha richiamato e le ho chiesto: stai tornando? E lei: sì, sto tornando. Ho telefonato una terza volta e ho avuto come la sensazione che lui le avesse strappato il telefono dalle mani. Poi non ha risposto più. Ho capito che stava mentendo quando non ho visto più mia figlia. Ho pensato subito a lui, istinto materno. Lei sapeva che Martina doveva incontrarsi con Alessio? No, era uscita con un'amica per andare alla yogurteria. Dopo ho appreso che si erano incontrati per parlare e dopo si erano allontanati. Martina che cosa le raccontava di questo ragazzo? All'inizio era innamorata, cioè a 12 anni e mezzo. Nell'ultimo periodo invece le cose erano cambiate. Alla fine della storia vedevo mia figlia nervosa, ho saputo che le aveva anche dato una sberla. Dunque l'aveva già picchiata altre volte, che io sappia non all'inizio del loro rapporto. Adesso sto scoprendo che nell'ultimo periodo aveva alzato le mani su mia figlia. Vedendola turbata le avevo detto: vedi bene quello che vuoi fare, sto tranquilla o uno di questi giorni arriva qualcuno che mi porta brutte notizie? Ma si erano lasciati? Non chiaramente, però mia figlia non lo voleva più. 2 settimane fa è venuto qua, ha pranzato con noi, piangeva, le lacrime sembravano sincere. Invece adesso tornerò a casa e troverò la stanzetta di Martina vuota. Lascio queste parole al vostro pensiero. Io m'arrivasse una figlia che mi dice: "M'ha alzato le mani, m'ha picchiato", ma andrei in galera io. Piuttosto. Piuttosto. Cioè che, veramente mi chiedo, siamo andati avanti, nel cercare di costruire una società più giusta, più rispettosa delle donne, una società, ehm, anche con tutte le sue esagerazioni, quello che volete, per carità. Però è incredibile come, malgrado qui ci si sgoli a parlare di rispetto, di tolleranza, di, difesa delle donne, eccetera, eccetera, stupisce che, peraltro gente che non è nata negli anni '70 e '80 in una società che era più dura, diversa, quello che volete, ma gente che è nata appunto nell'era in cui si parla sempre ogni 2 passi di diritti, di tolleranza, di tutela di questo, di tutela di quello, però arriva a concepire questa cosa. Arriva a concepire questa cosa. Te ne vai, t'ammazza a pietrate. Non lo so, secondo me c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Poi giustamente quella povera donna di anzi quella santa donna di Laura Ravetto, si sgola ogni lunedì che Dio manda in terra dicendo: "Dobbiamo introdurre l'educazione ai sentimenti a scuola". Pienamente d'accordo con lei, aggiungerei. Però siamo sempre là. Stupisce che una società, ribadisco, che ci ha insegnato il rispetto, la tutela, l'inclusione, eccetera, eccetera, sia popolata da individui che, malgrado tutto questo, malgrado, voglio dire, la televisione arriva da tutte le parti, i social, l'informazione arriva ovunque. Cioè, questi lo dovrebbero sapere cos'è un femminicidio, perché nasce il femminicidio, Giulia Cecchettin, tutto quello che volete. E poi però puntualmente, 4 pietrate e abbiamo risolto il problema. Ma stiamo scherzando qui? Scusate, ma io non riesco ad accettare questa morte. Perdonate, sarà un mio limite, io non riesco ad accettarla. Allora, adesso noi cambiamo argomento, dopo aver parlato di, Afragola, andiamo a parlare dell'Islam. Sul Tempo la collega Giulia Sorrentino, che vi ripeto dovrei riuscire ad avere oggi in, trasmissione, sul Tempo scrive, qualcosa di molto inquietante: "Allarme radicalismo,
Il capogruppo della Lega Borchia annuncia una risoluzione alla prossima plenaria di Strasburgo, chiarire il caso Bayan. Bayan è il centro segnalato dal report dei servizi segreti francesi, lo ricorderete qualche giorno fa, che ha sede in quel di Verona e che a quanto pare, insomma, questa scuola per imam sarebbe oggetto della longa manus dei fratelli musulmani. Fratelli musulmani e scuola per imam, i patrioti portano il caso all'Eurocamera dopo l'inchiesta del Tempo sul report degli 007 francesi e il centro studi islamici di Verona. Il caso sollevato dal Tempo, secondo cui l'Istituto Italiano degli Studi Islamici e Umanistici, noto come Bayan, diventerebbe il principale centro di formazione per gli imam in Europa, finisce al Parlamento europeo. Le informazioni contenute nel report dei servizi segreti francesi, infatti, vedono, suo malgrado, protagonista anche l'Italia e in questo caso specifico proprio Verona, sede dell'istituto. A farsi promotore della risoluzione a nome di tutti i patrioti, che verrà presentata alla prossima assemblea plenaria a metà giugno, è il capo delegazione della Lega, Paolo Borchia, che vede la minaccia sollevata dagli 007 come concreta e preoccupante. Secondo quanto apprendiamo, la Lega non ha intenzione di arretrare finché non si arriva a un chiarimento sulle relazioni che coinvolgono il nostro Paese. Ha infatti attaccato l'opposizione accusandola di chiudere gli occhi davanti alle contraddizioni e perdersi in misere polemiche. Siamo determinati nell'approfondire il caso Bayan. Un approfondimento che non può essere solo nazionale, ma necessita di chiarezza anche da parte dell'UE, visti i dati allarmanti emersi dal dossier francese, in cui si descrivono in modo dettagliato le intenzioni dei fratelli musulmani. Si insediano con un progetto capillare negli ambienti culturali, in quelli scolastici, ma anche nella politica, prediligendo quella locale, dove investono molto per portare avanti la loro agenda e rafforzare i loro ecosistemi. Esercitano una pressione crescente, a volte violenta, coi dirigenti locali, grazie a una strategia di riavvicinamento. L'agenda islamista avrebbe quindi trovato uno sbocco ideale nel contesto municipale, dove si è stabilito un rapporto di forze elettorali. Quello che fanno è mettere radici nei quartieri a maggioranza musulmana generalmente impoveriti, il più delle volte territori di intervento prioritario della politica della città. Soddisfano i bisogni della popolazione. Le norme sociali, velo, barba, abbigliamento, rispetto per i giovani del Ramadan, si impongono qua e là mano a mano che l'ecosistema si solidifica. Un disegno preciso che non ha la Francia come unico bersaglio. L'Italia oggi è ricca di casi in cui l'Islam si sta impossessando di interi quartieri, non ultimo quello di Paderno Dugnano sollevato proprio dal Tempo. Lo stesso Borchia infatti sottolinea come sia irrituale che la nostra città venga citata in un dossier dei servizi stranieri. Se in Europa si dorme sul tema, alcuni governi del Medio Oriente considerano i fratelli musulmani un pericolo. Gli unici a non essersi accorti del pericolo concreto quindi si trovano a Bruxelles. Secondo l'europarlamentare è grave il tentativo di insabbiare una situazione da monitorare con estrema attenzione. PD e 5 Stelle si dovranno assumere delle responsabilità per aver accusato di politicizzazione i servizi francesi. Inoltre, tra i firmatari del comunicato contro il partito c'è anche il circolo Pink, che evidentemente ignora le discriminazioni cui la comunità omosessuale è sottoposta dalla fratellanza musulmana. Un tema centrale, quello dei diritti, fa specie come proprio chi sostiene di difenderli anche tramite Pride o manifestazioni non si ponga il problema di come gli omosessuali vengono considerati dall'Islam. E non hai visto le donne che scendono in campo per Gaza, cara Giulia? Va bene, allora, adesso esaurita anche questa tematica, vi porto a Sulla Verità, dove Fabio Amendolara appunto racconta di Casarini, ve lo ricorderete, Casarini. E adesso pagina 12, che si era da No Global si era convertito, era entrato nelle grazie di Papa Bergoglio, pace all'anima sua, era stato abbondantemente finanziato dalla CEI, eccetera, eccetera, eccetera. Poi in privato chiamava quei Mona dei Vescovi. Mare Ionio, Casarini a processo, il GUP di Ragusa ha rinviato a giudizio l'ex leader delle Tute Bianche accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina insieme ad altri 6 imputati. Sentite un po' qua, i 7 membri dell'equipaggio della nave Mare Ionio, cari al cardinale Matteo Maria Zuppi e al defunto Papa Francesco,
tra cui Luca Casarini, ex No Global, che dimessa la tuta bianca si è riciclato come Commodoro salvamigranti, sono stati rinviati a giudizio dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa per l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reato aggravato dall'averne tratto un profitto. L'indagine si era concentrata su un'operazione dell'11 settembre 2020, ovvero quando la Mare Jonio trasferì a bordo 27 migranti che la nave mercantile Maersk Etienne, il 5 agosto, recuperò al largo di Malta. 8 mesi dopo Maersk saldò con questa voce: servizi di assistenza forniti in acque internazionali settembre 2020. Un soccorso a pagamento praticamente, secondo l'accusa. Alla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero ha aderito anche l'Avvocatura dello Stato, che si è costituita parte civile per il Ministero dell'Interno. E così i 7 della Mare Jonio dovranno affrontare il processo, a partire da Pietro Marrone, comandante della nave della ONG Mediterranean Saving Humans, e da Alessandro Metz, legale rappresentante della Hydra Social Shipping, la società armatrice della nave, e con loro Giuseppe Caccia, vicepresidente del consiglio d'amministrazione della Hydra e capo spedizione. Ma la figura principale del procedimento è Casarini, indicato dagli inquirenti come amministratore di fatto dell'intera operazione. A chiudere il cerchio ci sono 3 membri dell'equipaggio: il medico Agnese Colpani, il soccorritore Fabrizio Gatti, il tecnico di bordo Georgios Apostolopoulos. Per il pubblico ministero, ognuno di loro avrebbe avuto un ruolo nel trasporto e nello sbarco di migranti sulle coste italiane in violazione delle norme. E lo avrebbe fatto non solo consapevolmente, ma anche con un ritorno economico diretto o indiretto. Il giudice delle indagini preliminari, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, ha fissato la prima udienza del processo al 21 ottobre davanti ai giudici del collegio penale, una data che segna il passaggio dall'inchiesta al dibattimento. I difensori rivendicano la natura umanitaria della missione e confidano che la Corte di Giustizia europea offra una sponda decisiva. La Procura, infatti, aveva chiesto la sospensione della decisione in attesa delle valutazioni della Corte di Giustizia europea sul perimetro della norma sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, caso Kinshasa, che potrebbe avere delle ripercussioni proprio sul capo di imputazione principale e che si presuppone possa determinarsi entro l'estate. Ma le narrazioni difensive sono entrate in collisione diretta con la ricostruzione della Procura. Tra buone intenzioni e illegalità il confine sarebbe stato oltrepassato con finalità di profitto, perché stando alle ipotesi della Procura, con la Maersk si sarebbe trattato di un accordo commerciale. Le intercettazioni, anticipate dalla Verità, ricostruivano anche la rete di relazioni del raggruppamento di Casarini, sostenuto in passato da vescovi e cardinali promotori dell'accoglienza a go-go. E proprio Casarini, con la bussola morale sempre puntata contro il governo, ora tenta di buttarla in politica. Questo processo diventerà l'occasione per chiedere conto a ministri, governi e autorità sul perché queste persone sono state lasciate in mezzo al mare. Diventerà un processo all'omissione di soccorso. In realtà, stando all'accusa, il soccorso c'è stato, ma col tassametro della Mare Jonio acceso. Era fortemente sostenuto dal cardinale Zuppi. Immaginate se l'avessero fatto Papa. Andiamo a vedere Libero, sono le 8:27, ci avviamo ora allo stop delle 8:30 per il meteo, la pubblicità e così via. Bene, vogliamo vedere questa storia della polizia razzista. Siamo sul Libero, nuovi attacchi dopo quelli del 2024, il Consiglio d'Europa è contro la polizia italiana, agisce su basi razziste. La Commissione contro l'intolleranza, il governo indaghi sugli agenti, Meloni parole vergognose, i sindacati giudizi offensivi e ideologici. Rieccoli quelli dell'ECRI, acronimo di European Commission Against Racism and Intolerance, ovvero Commissione Europea contro razzismo e intolleranza. Anche se la commissione di Ursula von der Leyen non c'entra nulla, visto che in questo caso parliamo di una sottosezione del Consiglio d'Europa che si definisce principale organizzazione di difesa dei diritti umani in Europa.
Rieccoli comunque perché dopo la raccomandazione dello scorso anno alle autorità italiane di commissionare uno studio completo e indipendente con l'obiettivo di individuare e affrontare qualsiasi pratica di profilazione razziale da parte delle forze dell'ordine, raccomandazione contenuta nel rapporto ECRI sull'Italia adottato il 2 luglio del 24, sesto ciclo di monitoraggio, quelli dell'ECRI fanno il bis. E in occasione della presentazione del nuovo rapporto annuale tornano a gettare ombre sulle forze di polizia italiane. Abbiamo raccomandato al governo italiano di condurre uno studio indipendente sulla profilazione razziale per valutare la situazione, il livello di profilazione razziale nel paese. Ribadisce Bertil Cottier, che di ECRI è il presidente. Nel documento del 2025 l'accusa di profilazione razziale si riferisce ai controlli di frontiera, alle azioni contro il terrorismo o l'estremismo di matrice islamica, alle operazioni sul territorio in determinate aree geografiche. Ora, questo si chiama Bertil Cottier, no? Sarà francese probabilmente. Probabilmente sta seguendo sta guardando la TV su qualche altro canale, visto e considerato che il suo governo ha appena finito di fare un rapporto in tema di fratelli musulmani. Cos'è? Quello non è un rapporto razzista, non è una profilazione razziale o religiosa? Interessante, siamo tutti antirazzisti col dossier degli altri. Poi mi piace questo qui, perché la polizia italiana è razzista, invece i flick che buttano giù le donne incinte dal treno a Ventimiglia, quelli lì sono rispettosi dei diritti dell'uomo. E l'acqua del mare è zuccherata, già che ci siamo. Vabbè. Secondo il rapporto, in pratica, gli agenti delle forze di polizia italiane, state a sentire questa perché è stupenda, procederebbero a fermo o perquisizione in base all'origine etnica o al colore della pelle. Il problema della profilazione razziale dell'operato delle forze dell'ordine è un problema che si riscontra frequentemente in Italia e Francia, aggiunge Tena Simonovic Einwalter, vicepresidente di ECRI. Comportamenti, rincara la dose il Consiglio d'Europa in una nota, che generano nella società un senso di umiliazione e ingiustizia. Si tratta però di conclusioni cui l'ECRI giunge non in virtù di indagini o prove testimoniali, ma in base a informazioni raccolte da un'ampia varietà di fonti, particolare che rende le analisi dell'ufficio prive di implicazioni giuridiche, trattandosi di semplici osservazioni non vincolanti. Fatto sta che la levata di scudi da parte italiana è inevitabile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha convocato per stamattina al Quirinale il capo della Polizia e il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, per riconfermare la stima e la fiducia della Repubblica nelle forze dell'ordine, la cui azione si ispira allo spirito democratico e ai valori della Costituzione. Uno schiaffo ben assestato alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Ha fatto bene. Fronte politico, Giorgia Meloni lo scorso anno aveva chiesto rispetto per le nostre divise. Stavolta la reazione della Premier è veemente perché tra i suoi profili social la Meloni definisce semplicemente vergognose le parole delle CRI. Tutti conoscono i numerosi episodi in cui agenti delle forze dell'ordine vengono aggrediti spesso da immigrati irregolari mentre svolgono il proprio dovere con coraggio, dedizione e rispetto della legge. Si fa sentire anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che esprime solidarietà, stima, gratitudine per le nostre donne e i nostri uomini in divisa. Ma è tutto l'Esecutivo a far quadrato intorno alle forze dell'ordine, come fa il Ministro dell'Interno Piantedosi, che dice che sono giudizi infondati e ideologici. Matteo Salvini, la Lega, Consiglio d'Europa, altro ente inutile da sciogliere, giù le mani dalle nostre forze di polizia. E infine Antonio Tajani, respingiamo con forza le accuse che arrivano dal Consiglio d'Europa alla nostra polizia, che è fiore all'occhiello del nostro paese. Fate sapere a quei dilettanti delle CRI che se andate a Quantico, Virginia, dove si addestra l'FBI, c'è una statua che è dedicata a Giovanni Falcone e poi ce n'è un'altra che è dedicata a Boris Giuliano, se sanno chi è. Va bene, andiamo in pausa e torniamo dopo il meteo con Amedeo Minghi, la marcia di Oronzo dall'allenatore del pallone 2. A noi grazie 2008, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Moderata alta pressione sul nostro paese con tempo generalmente asciutto ma non con cieli limpidi ovunque. Temperature in ulteriore aumento al nord, in calo al sud. Al mattino sole prevalente, ad eccezione del settore adriatico dove si prevedono altre acquazzoni a carattere sparso verso Abruzzo, Molise e Puglia. In giornata i rovesci si sposteranno poi velocemente verso Basilicata, Campania e Calabria, altrove domineranno condizioni soleggiate simil estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni, magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come mai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di lumaca Rimas. Perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle. Non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega? Chi vuole dimostrare 20 anni in meno? Poi lo sapete che non potrete dimostrare 20 anni in meno con una crema. Voi e noi possiamo solo usare un prodotto importante, biologico come la crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene, elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà la vostra pelle a farvelo capire, più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina è in offerta a 35 euro. 35 euro. Come? 35 euro. E il trasporto non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia. Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 44 08. Crema alla bava di lumaca eudermica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Divento cattivo, attivo, reattivo, mi ingresso, ti spezzo, ma resto in a. È troppo facile per i signori senza affari nuovi, Angellotti, Manghini, Spalletti che si credono pure perfetti, Oranieri, Lippi o quel capello che si crede pure bello, che c'ha solo un capello. Tutti copiate da me, tutti quanti, dite la verità, va bene, persino le squadre inglesi della Corona mi hanno fregato la bizzona a me. E se l'arcivescovo di Costantinopoli si dice arcivescovo di Costantinopoli calcificante, è troppo facile fargli scioglilingue, però voi siete fregati i 5-5-5. Dimmi con chi gioca e ti dirò chi sei, tutto ciò che dico sono cazzi miei. Senza lance, senza la guarda, Oronzo, a volare la sua lungobarda. Oronzo,
cinque, cinque, cinque. Rubeto è tradotto, ma io me ne fotto. Mi pezzo, ti spezzo, ma resto in Tutti copiete da me, tutti quanti, dite la verità, va bene, va bene. Il torcino, tutto il chepotollo. È troppo facile fargli scioglilingua. Io la tibia te la metto a mollo. piace tu sei nostro bronzo. Grazie. Va bene, grazie. Un'altra volta. Oh, non facciamo rime. Però vi siete fregati i 555. E va bene, con Lino Banfi e Amedeo Minghi, il 555, la marcia di Oronzo, noi concludiamo la colonna sonora di quest'oggi, che come vedete è stata sul tema del calcio. Vuole essere una colonna di speranza, oltre che di ricordo delle vittime dell'Aisel. Orbene, le 8:39 minuti e 54 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Andiamo a vedere le zappe che avete mandato al 340-670-9659. Buongiorno, per comprendere quale pantano sia l'UE promuoviamo il libro di Claudio Borghi, perché tutti devono essere informati del perché la Lega spesso si trova in difficoltà a realizzare quanto promesso in campagna elettorale. Saluti, Roberto da Parma. Ciao Roberto. Ancora, ciao Antonino, io per concedere la cittadinanza italiana metterei come condizio sine qua non il vincolo di servire sia uomini che donne per 2 anni in esercito e aeronautica, 3 in marina, oppure come ausiliari nelle forze di polizia o vigili del fuoco. Congedo senza demerito, oltre ovviamente al giuramento alla bandiera e Costituzione italiana. Sì, ma prima gli devi insegnare l'italiano, devi comunque seguirli, integrarli, eccetera, eccetera, no? Che li pigli così come sono e andiamo. Se no gli facciamo fare la marcia da 60 chilometri, che era quella che si usava per arruolare gli ascari. Comunque è altrettanto vero che quello che tu ricordi era in fondo uno strumento che usavano i romani, i barbari che si arruolavano nell'esercito di Roma, poi alla fine ottenevano la cittadinanza. Propongo 3 quesiti al governo. Vieni in Italia soltanto se sei chiamato, nessuna moschea, e non puoi nessuna moschea, la Costituzione te lo vieta. Rispetta la nostra legge, sarà il benvenuto. Una legge elettorale seria, senza ballottaggi, con elezione del Presidente della Repubblica direttamente dai cittadini. E per ultimo, tirare le orecchie a quell'inutile cancelliere tedesco provocatore. Grazie. Ok, sono d'accordo con l'elezione del Presidente della Repubblica direttamente ai cittadini, però poi dobbiamo anche, diciamo così, redistribuire la responsabilità e i poteri, perché se io devo eleggere un Presidente della Repubblica che sulla carta ha ancora i poteri di quello che è disegnato dall'attuale Costituzione, non serve a niente. Allora passiamo al semipresidenzialismo alla francese. Però sono d'accordo sull'elezione diretta. Questo, guarda, sfondi una porta aperta. Sono indignato per la ragazzina uccisa da un immaturo possessivo. Che cavolo insegnano ai giovani? Spero non si parli più di patriarcato che non c'entra un tubo, Silvio. Ancora, che non si parli di patriarcato o altre scemenze sulla tragedia di Martina. Quello è solo un criminale, avrebbe fatto fuori chiunque con la freddezza e calcolo che ha dimostrato. Marco da Milano. Sì, peraltro l'assassino davanti ai giudici e agli inquirenti ha detto piangendo che lui non era lui mentre la uccideva, però poi ha avuto appunto la lucidità di occultarne il corpo e di unirsi alle ricerche della vittima. Bocca mia, taci, lasciamo lavorare i magistrati. Allora, siamo su Italia Oggi, parliamo di Ucraina. Nello scontro con Trump, scrive Massimo Solari, nello scontro con Putin, che ha dimostrato tutta la sua malafede nel conflitto con l'Ucraina, Trump ora deve passare ai fatti, può dare il colpo di grazia alla traballante economia russa. Cosa scrive Massimo Solari?
la guerra del 15-18, decisamente di trincea, aveva spunti più vari rispetto a quella d'Ucraina. È evidente che ci troviamo in una situazione di stallo e che Putin, come Aldo del trio comico con Giovanni e Giacomo, non può né scendere né salire. Con una differenza non trascurabile: al Cremlino, se non porti a casa una vittoria, non scatta il pensionamento, ma qualcos'altro. E Putin ha preso bene la lezione. Poi può anche trasformare una mezza vittoria in una vittoria totale, ma il pareggio non è ammesso. Solo un articolo del Messaggero rompe la narrazione con poche ma evidenti notizie. Da un paio d'anni la Russia ha aumentato l'area conquistata in Ucraina dello 0,3% e solo a fronte di perdite umane elevatissime. Le continue piogge di droni dimostrano che anche gli arsenali russi sono ormai alla canna del gas, sia in termini di uomini che di mezzi. Insomma, Putin sta bluffando. S'accoda anche Roberto Arditti, che su formiche.net usa le parole più decise negli ultimi decenni. Sostenere l'Ucraina non significa solo inviare armi, ma accettare che la vittoria richiede un impegno senza riserve. Questo non significa desiderare la guerra, ma riconoscere che una volta iniziata va combattuta con tutti i mezzi più necessari. Prima l'Occidente supererà questo limite intellettuale, meglio sarà per l'Ucraina, l'Europa e la sicurezza globale. E aggiunge, per essere più chiaro, la seconda guerra mondiale non fu vinta con compromessi o restrizioni autoimposte, ma con un impegno totale che incluse sacrifici immensi e decisioni difficili. Concordo in pieno e osservo che ogni volta che Putin, Lavrov, Peskov o Zakharova commentavano le scelte militari occidentali provo un senso di fastidio. Ve lo immaginate l'imperatore Hirohito che nell'agosto del 45 ingiunge a Truman di non azzardarsi a usare l'atomica su una città giapponese, o Hitler che scoraggia gli alleati a sbarcare in Europa? Putin lo sta imparando anche Trump, capisce solo la forza. Le trattative di pace possono svolgersi ovunque, in Vaticano, in Svizzera o Istanbul. L'unica cosa che conta è il calibro del revolver che Trump è in grado di mettere sul tavolo. Che ai negoziati partecipi o meno Zelensky, che partecipi la Turchia o l'Unione Europea, è davvero secondario. 3 mesi fa Trump era partito col piede sbagliato, col piede dell'immobiliarista invece di quello del cowboy. Aveva iniziato a blandire Putin, promettendogli grandi affari e collaborazione alla fine delle restrizioni, e tendeva a considerare la vicenda ucraina come dettaglio. Abbiamo molti business davanti a noi, non vorrai perdere tempo con questa sciocchezza, vero? A Putin gli affari interessano talmente poco che sta trascinando la Russia in un baratro economico senza fine. Secondo analisti occidentali, oltre all'inflazione a 2 cifre, al valore del rublo che sta precipitando, ci sono una serie di scricchiolie delle banche russe che forse basterebbe una spallata per far crollare tutto. Trump ha a sua disposizione queste armi letali: far scendere ancora il prezzo del petrolio, colpire le flotte ombra russe che commerciano gas e petrolio sotto falso nome, colpire le nazioni come la Cina che triangolano le transazioni, consentendo a Mosca di non morire soffocata. Forse è venuto il momento di usarle, perché no? Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Bene, io saluto l'onorevole Igor Iezzi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori. E allora, onorevole, questo decreto sicurezza, ieri sera avete avuto una lunga notturna, o sbaglio? Sì, la sinistra sta facendo ostruzionismo nel tentativo incredibile e allucinante di impedirci l'approvazione di un decreto che è atteso da tutti i cittadini, da tutti i territori, da tutte quelle persone che devono subire ogni giorno atti di criminalità e di delinquenza. Molto bene, senta, stamattina Libero scrive che a Padova sono stati assolti 12 attivisti di ultima generazione. La Lega si arrabbia, grida, le loro azioni sono pericolose, vanno sanzionate, altrimenti trionferà l'anarchia. Mi pare che il DL Sicurezza contenga delle norme contro i loro inutili blocchi stradali. Sì, noi prevediamo un articolo proprio sui blocchi stradali e ferroviari, partendo da un presupposto che innanzitutto chiunque farà una manifestazione legittima, autorizzata, richiedendo le autorizzazioni, in giusto preavviso, non avrà nessun problema. Però non è più consentito che ci siano persone che, inventandosi chissà quale motivo, decidano di testa loro di magari occupare un'autostrada pensando che il loro diritto di manifestare
rispettare, in questo caso poi sarebbe un abuso, è più importante del diritto di chi deve andare a lavorare, oppure di chi deve andare a prendere i propri figli a scuola, oppure di chi deve andare a fare una visita all'ospedale. Ecco, nessuno può arrogarsi il privilegio di avere più diritti degli altri. Nel nostro paese ci sono delle regole, queste regole vanno rispettate e quindi porremo fine a questa anarchia dei blocchi stradali. Ecco, un'altra delle norme molto attese era anche quella contro l'occupazione abusiva delle case. Finalmente si fa giustizia. Sì, questa è una norma richiesta da tante persone, da tanti territori, che mira soprattutto a tutelare le persone più deboli, più fragili, spesso anche gli anziani, che si vedono magari subiscono un qualche intervento, e cito degli episodi a cui ho assistito in prima persona, anziani che magari devono subire un qualche intervento, vanno in ospedale per qualche giorno, tornano e si trovano la propria casa occupata da qualcuno che magari ha avuto pure la brillante idea di gettare dalla finestra tutti i ricordi di questa persona di una vita intera, ovviamente, come dire, uccidendolo nello spirito, no? Perché questo anziano poi si trova costretto ad andare a dormire per notti e notti in albergo, spendendo soldi nonostante abbia una casa, anzi spendendo anche le spese, l'affitto della casa che in quel momento è occupata da qualcuno, e poi quando se mai ci ritornerà in possesso se la ritrova vuota dei propri ricordi. Ecco, con questa norma che abbiamo inserito nel decreto legge velocizziamo un po', oltre a dare una pena molto severa, speriamo funga da deterrente da 2 fino a 7 anni, ma soprattutto velocizziamo l'iter in modo tale che il PM possa nel giro di 24 ore dare il via libera per lo sgombero immediato. Perché l'obiettivo è proprio riuscire a creare un meccanismo per cui l'anziano possa tornare, un debole, un fragile, chiunque possa tornare in possesso della propria abitazione nel giro di pochissime ore. Certo, è molto importante. Poi, specialmente nel momento in cui stamattina abbiamo visto sui giornali le CRI, questo comitato europeo che dice che la polizia italiana è una polizia razzista, ci sono delle norme nel DL sicurezza appunto a tutela delle nostre forze dell'ordine. Guardate, il Consiglio d'Europa, che non c'entra nulla, diciamolo, con l'Unione Europea, non è un organismo dell'Unione Europea, sebbene abbia un nome similare ad un altro organismo del Consiglio d'Europa europeo che fa parte dell'Unione Europea. Questo organismo inutile, insignificante, che andrebbe sciolto, non fa parte dell'Unione Europea. Non è la prima volta che attacca la nostra polizia, dicendo una marea di sciocchezze. Noi invece crediamo che la polizia italiana sia un'eccellenza del nostro paese, che vada difesa, e nel nostro testo proponiamo, nel decreto sicurezza ci sono 2 norme che tra l'altro nascono da 2 emendamenti che avevo fatto io come primo firmatario, ma che insomma fanno parte della storia della Lega, per dotare i poliziotti di videocamere e soprattutto per dotarli di tutela legale. Oggi un poliziotto ha una tutela legale ridicola, e si trova coinvolto in qualche processo dove più delle volte, ricordiamo, la quasi totalità delle volte poi viene completamente assolto, si trova a pagare le spese di giudizio. Ecco, questa norma che abbiamo inserito della tutela legale, che viene molto ampliata, finalmente i poliziotti sanno che nell'assolvimento del loro dovere, che io continuo a chiamare una missione, avranno al loro fianco lo Stato e tutte le organizzazioni dello Stato. Molto bene. Senta, per concludere, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Ma guardate, noi abbiamo fatto approvare un ordine del giorno a mia prima firma che chiede, e il governo l'ha accettato, che impegna il governo alla creazione di un tavolo per iniziare a parlare della castrazione chimica. Ecco, io credo che questo noi vigileremo subito, una volta approvato il decreto legge, chiederemo che questo tavolo venga istituito, e sarebbe importante riuscire a inserire nel nostro ordinamento questa nuova norma di civiltà per impedire a stupratori e pedofili di tornare a colpire. Molto bene. Allora, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Grazie ancora. Qui Parlamento. Le 8:53 minuti e 10 secondi. Antonino Danna al microfono con voi per questa
rassegna stampa sulle magiche onde di Radio Libertà. Andiamo a vedere allora questa notizia che vi dicevo da Padova. Vi ricordo 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp. Assolti 12 attivisti di ultima generazione, ira della Lega, scrive Libero. La Lega si scaglia contro il proscioglimento degli attivisti di ultima generazione. Il giudice ne ha assolto uno che aveva chiesto il rito abbreviato e ha decretato non luogo a procedere per gli altri 11 militanti del gruppo estremista ambientalista di Padova. Gli attivisti erano a processo per aver partecipato e promosso azioni di disobbedienza civile non violenta nel corso del 22. Si va dalla manifestazione non autorizzata all'interruzione di pubblico servizio, degrado di beni, deturpamento e imbrattamento. Ho la piena fiducia nella magistratura, ma in alcuni casi comprendere è difficile, ha dichiarato Elisa Cavinato, consigliere regionale della Lega. Bloccare le strade, interrompere il traffico, mettere in pericolo se stessi e gli automobilisti non è il modo giusto di protestare. E per come la vedo io è reato che va sanzionato. Se passa il principio che paralizzare una città è lecito, l'anarchia prenderà il sopravvento, ha aggiunto. La sentenza del Tribunale di Padova dunque mi lascia molto perplessa. Queste azioni sono pericolose e creano un danno enorme. Occupare strade ad alta percorrenza, imbrattare opere d'arte, interrompere eventi culturali non sono gesti rivoluzionari, sono gesti sconsiderati. Cosa c'entra la difesa dell'ambiente col fermare il traffico, col bloccare i lavoratori, con imbrattare edifici pubblici dedicati alla cultura? È bella domanda. Gli attivisti di ultima generazione, aggiunto Cavinato, dovrebbero affrontare le conseguenze dei loro gesti e non essere autorizzati a comportarsi come vandali. Viceversa, inutile lamentarsi del fatto che in Italia ci siano troppi impuniti in libertà. I Verdi sono felici, dichiara l'eurodeputato Cristina Guarda. Il governo è avvisato, le azioni volte a evidenziare l'urgenza della crisi climatica non possono essere criminalizzate. Sì, ok. Andiamo a vedere la verità, parliamo allora di ambiente e parliamo soprattutto di eurominchiate. Le possiamo chiamare così? Si può? O qualcuno si risente se le chiamo così? No, credo di no. Allora, pagina 3 Libero, ma comunque valutate voi serenamente quello che vi sto per raccontare. Collega Tobia De Stefani, intanto Ursula spinge per altre tasse sulle automobili a benzina e diesel. Inquinatori schifosi voi e le vostre Fiat Panda, magari 1100, magari di 20-25 anni fa, di più di 25 anni fa, che avete pagato a cambiali. Vergognatevi. Ogni volta in cui mettete in moto per andare a fare la spesa un pinguino muore. Assassini. La Commissione boccia l'Italia sulla transizione ecologica e raccomanda nuovi balzelli sulle vetture endotermiche per incentivare l'acquisto delle elettriche. Pressing anche sui immobili, rifiuti, uso del suolo. Andiamo a vedere allora che cosa vogliono i nostri amici di Bruxelles, la baronessa Spingarda, come la chiama Max Del Papa. I singoli paesi sono infatti chiamati a presentare ciclicamente dei piani nazionali relativi a energia e al clima, dei documenti strategici che ogni Stato membro elabora per definire le politiche e le misure nazionali per raggiungere gli obiettivi climatici in linea con l'Accordo di Parigi e il Green Deal europeo. Su singoli piani il governo di Bruxelles dà una valutazione delle raccomandazioni. Evidenzia gli aspetti positivi, le cose che non vanno, indicando spesso e volentieri dei rimedi. Bene, nell'ultimo report von der Leyen e compagni hanno in buona sostanza bocciato l'Italia e fin qui potremmo anche parlare di una notizia positiva. Il punto, aprite bene le orecchie, è che per rimediare alle mancanze si incoraggia il governo Meloni a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili nei trasporti e nell'edilizia, e in particolare ad affrontare le emissioni dei trasporti attraverso un quadro favorevole per la diffusione di veicoli elettrici, anche attraverso incentivi fiscali come la tassazione delle auto di proprietà e delle auto aziendali basata sulle emissioni di CO2. Insomma, siamo alle solite. Bruxelles ha allestito un sistema che non sta in piedi,
ha puntato tutto e troppo in fretta sull'elettrico, e se il mercato le boccia il piano e respinge le vetture a batteria perché costano troppo o perché manca una rete di rifornimento adeguato o semplicemente perché agli utenti non piacciono, poco importa. Il rimedio è sempre lo stesso: alzo le tasse sulle vetture che ancora riscontrano il gradimento dei consumatori, diesel e benzina, e li spingo così a comprare altro. Hai visto mai che questa volta inizino davvero a comprare veicoli a batteria? Scusate, vi faccio sentire un rumore. Sapete che cos'è questa? È una bella boccia di olio miscela della Vespa, motore a 2 tempi. Sto aspettando di prenderla in officina. Mi è venuta una voglia di inquinare che nemmeno ne avete idea. Va bene, questo è quello che l'Europa, va bene, si fa per dire che va bene, questo è quello che l'Europa ci suggerisce paternamente, quindi di tassare i poveri cristi che si vogliono comprare o che hanno una macchina a benzina e diesel, in modo tale che così poi si comprano la macchina elettrica. Ecco, a questo punto uno dice, vabbè, ma questa è schizofrenia politica, perché se no non si capisce sto giochino. Perché mentre la signora von der Leyen dice queste cose, c'è Roberta Metsola, intervistata dalla Stampa, che a proposito dell'Europa dice alcune cose. E che cosa dice? E che cosa dice a proposito della nostra economia? La signora Metsola dice delle cose molto interessanti. Molto brevemente, perché poi abbiamo la pubblicità. Non possiamo spararci sui piedi da soli mentre discutiamo un accordo con gli Stati Uniti sui dazi. Quando parliamo di dazi interni dobbiamo capire che possiamo risparmiare fino al 45%, fino al 110% quando parliamo di servizi, perché abbiamo frontiere interne. Non solamente il rapporto di Draghi, ma anche quello di Enrico Letta ci ha detto che noi siamo molto fieri del mercato unico, ma in realtà ci sono 27 mercati unici nell'Unione Europea. Se non c'è più flessibilità, più agilità, più facilità di movimento per capitali, prodotti, una razionalizzazione dei regolamenti, non potremo mai competere sui mercati mondiali, specialmente adesso. E a proposito del Green Deal, siamo un continente dove c'è la possibilità di crescere, ma dobbiamo chiederci come aiutare i nostri imprenditori a fare utili. Allora io, come legislatore, come Presidente del Parlamento europeo, mi chiedo cosa stiamo facendo per assicurare che le industrie europee restino in Europa. Dobbiamo fare 2 cose: semplificare, perché è ovvio che per le nostre industrie piccole e medie, ma anche grandi, è troppo difficile fare business, e dobbiamo capire quali direttive e regolamenti sia necessario rivedere. Se dobbiamo cambiare rotta, la cambiamo. Benedetti Dio. Allora, sta cristiana ti dice se dobbiamo cambiare rotta la cambiamo. Quell'altra ti manda il report e ti dice tassa fino alla morte quelli con la macchina a benzina e diesel. Insomma, incontratevi a metà strada e vedete di mettervi d'accordo. Pausa, pubblicità, torniamo tra un po'. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente.
Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono: 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Allora, rieccoci qua alle 9:05 sulle magiche onde di Radio Libertà. Facciamo un patto, io ora vi dico 3 cose, poi dopo chiudiamo la rassegna stampa e apriamo il telefono allo 0292947222. Ultime zappe che avete mandato e grazie come sempre ragazzi perché ci siete. Vecchi, anziani, deboli e fragili, ma cosa dice il deputato? Per nessun motivo uno si arroga il diritto di occupare un bel niente, FAU. Ancora, un legionario ausiliare riceveva, se arrivava vivo, il congedo e la cittadinanza romana dopo 25 anni di servizio. Infatti, grazie per averlo ricordato. Ma all'inferno dove finiranno questi euro idioti, spero li facciano abbrustolire usando petrolio grezzo. Buongiorno Antonino, buongiorno a te Roberto da Mons. Anche a me è venuta una voglia matta di uscire di casa e cominciare a bruciare un po' di dinosauri morti. Guarda, ti do un buon viatico, apri bene le orecchie e ascolta come sciacquetta bene questa bella boccia di olio per motori a 2 tempi. Ecco qua. Pensate, miscelato con la benzina, vabbè, qui al 2%, ma se avete per esempio una lambretta al 4%, fa un bel fumo azzurro quando mettete in moto col motore freddo che è straordinario. E poi pensate, sono emissioni di gas super tossiche. Peggio del motore diesel, straordinario, straordinario. Quindi a maggior ragione, quando voi sentite questo rumore, pensate che da qualche parte c'è un euroburocrate a Strasburgo che si contorce come gli indemoniati quando gli si butta addosso l'acqua santa. Vabbè, basta. Voi mi tentate 3 volte tanto. Vabbè. Poi dice uno, va in onda, dice certe cose. Allora, chiudiamo con questi 3 argomenti e poi il telefono è aperto. Il report della CEI diffusi, siamo su Il Giornale, diffusi dalla conferenza episcopale, i dati relativi a 23 e 24. Preti pedofili, 115 vittime in 2 anni, soprattutto ragazzi delle medie. Autori delle violenze anche catechisti ed educatori, zuppi, rigore senza giustizialismi e opacità. Gli abusi sessuali sono stati consumati nelle parrocchie, a volte in qualche stanza dell'oratorio. Le vittime sono 115, principalmente ragazzini tra 10 e 14 anni, scuola media, quell'età in cui la parrocchia è il primo affaccio sul mondo, il primo luogo dove si può andare da soli in bicicletta, soprattutto in provincia, dove si fanno le prime prove di vita indipendente senza mamma e papà alle calcagna. I dati diffusi dalla CEI, Conferenza Episcopale Italiana, nel suo terzo report sono agghiaccianti. 67 i presunti autori degli abusi, chierici ma anche catechisti, educatori, volontari
e un seminarista. Tutti casi denunciati ai centri d'ascolto tra il 23 e il 24, quindi estremamente recenti. Molto più freschi rispetto a tutti quelli raccolti nei 300 fascicoli sulla pedofilia all'interno della Chiesa accumulati in passato e analizzati solo in parte. La parrocchia, si legge, emerge come il luogo più comune per gli abusi segnalati. La fascia d'età più colpita tra le presunte vittime è quella 10-14 anni, 31,3%. La maggior parte dei presunti autori di abuso è chierico, 44 su 67, ma quasi tutti maschi, 65 su 67. Il confronto tra le due ultime indagini evidenzia un aumento nell'età media del presunto autore d'abusi che passa da 43 anni nel 22 a 50 anni nel 23-24. Se gran parte degli scandali del passato è destinata a restare sotto silenzio o impunito, qualcosa ora sta cambiando, c'è più consapevolezza, più apertura, meno remore a denunciare. Il 77% delle diocesi italiane ha adottato un codice etico. Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo nell'accesso ai centri di ascolto, evidenziando la fiducia delle persone nel servizio offerto, si legge nel rapporto CEI. Questo incremento è accompagnato da una maggiore consapevolezza riguardo agli abusi, in particolare in contesti ecclesiali. Matteo Maria Zuppi, presidente CEI, parla di rigore senza giustizialismo e opacità. L'attenzione ai dati arrivati dalle diocesi ed elaborati dagli esperti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, spiega, ci spronano a proseguire in questo cammino di responsabilità e trasparenza per lavorare sulle criticità e implementare le buone prassi. Va anche in questa direzione lo studio pilota sui casi accertati o presunti di abusi sessuali su minori commessi da chierici in Italia. Se ne stanno occupando l'Istituto degli Innocenti di Firenze, il Centro Interdisciplinare di Ricerca sulla Vittimologia e la Sicurezza dell'Università di Bologna. La chiave per non replicare l'omertà del passato è la collaborazione dei servizi ecclesiali con le istituzioni civili, ancora scarsa. È necessario continuare a sfondare questo muro, interviene Giuseppe Baturi, segretario generale CEI. E poi ci sono esperienze positive, ad esempio a Cagliari abbiamo lavorato con la Polizia Postale e l'Autorità Garante sui pericoli online. Vogliamo fare ogni sforzo perché il minore e il vulnerabile siano tutelati. Volete fare ogni sforzo? Benissimo, introducete l'obbligo di denuncia all'autorità penale da parte del vescovo che riceve una segnalazione di presunti abusi, obbligo che al momento ancora oggi in Italia non c'è, ma a maggior ragione quindi sarebbe il caso di introdurla. Andiamo sul Corriere della Sera perché abbiamo Gaza e poi chiudiamo con la Sardegna e Stellantis. Eccoci qua. Ieri sapete che il ministro degli esteri è intervenuto, Tajani a Gaza, morti che indignano, no all'antisemitismo per interesse, l'invito del ministro degli esteri a proseguire il dialogo con Israele, lite con la minoranza. Cosa dice Tajani? Dice che non si aiuta la pace recidendo i canali di dialogo con un paese amico, è fermo tuttavia nel denunciare che i morti innocenti indignano le nostre coscienze e che l'espulsione dei palestinesi da Gaza non sarà mai un'opzione accettabile, ma anche e soprattutto la legittima reazione a un insensato atto terroristico da parte di Israele sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili che chiediamo di fermare immediatamente. Una scelta di parole più dure di quelle di Giorgia Meloni, che 2 settimane fa aveva parlato di situazione ingiustificabile. Quando poi rimprovera chi fomenta l'antisemitismo per interessi da bottega, esplode lo scontro con le opposizioni. Il vice premier e ministro degli esteri porta in Parlamento l'informativa del governo su Gaza, il minuto di silenzio per tutte le vittime palestinesi e israeliane, osservati in piedi da deputati e senatori, è l'unico momento unitario. Nel dibattito in replica tutte le opposizioni tornano ad accusare il governo squallido complice di sterminio, tardivo nel denunciare, incongruente per non aver votato in Consiglio dell'Unione Europea per la revisione del trattato con Israele, timido nel prendere posizione. Per convocare l'ambasciatore israeliano avete aspettato che i militari sparassero in aria all'arrivo di 20 diplomatici europei a Jenin, protesta Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle. Avete fatto bene, ma per 60.000 morti non vale la pena farlo? Aspro anche lo scambio con Peppe Provenzano del PD, che tuona contro il mancato riconoscimento dello Stato di Palestina. Per fermare Israele servono fatti, le sue parole timide, vaghe, inadeguate, imbarazzanti,
forse erano buone 19 mesi fa. Veemente Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra: non fate fatica ad andare a dormire la sera, non vi vergognate di fronte all'orrore che da troppo tempo abbiamo davanti. Voi che avreste il potere di fare qualche cosa avete scelto l'ignavia del silenzio, la vergogna della vigliaccheria. Andiamo adesso a vedere chi è questo nuovo AD di Stellantis e poi chiudiamo con la Sardegna. Dov'è? E gli occhi miei che se ne sono andati. Eccoci qua, andiamo. Dov'è qua? Fisco, Kiev. Eccolo qua. Gruppo Stellantis, l'italiano Filosa scelto come AD, come previsto dopo Sergio Marchionne un manager italiano torna alla guida di Stellantis. Antonio Filosa è napoletano di Castellammare di Stabia, classe 73, che dal 23 giugno sarà amministratore delegato del gruppo, ruolo ricoperto da Carlos Tavares fino a dicembre. Studio Ostuni, laurea in ingegneria al Politecnico di Milano. Da 25 anni Filosa è nel gruppo e ha vissuto negli USA gran parte della sua carriera e in Michigan vivono oggi la moglie e i suoi 2 bambini. Filosa, che ha annunciato un tour mondiale nelle sedi di Stellantis, si muoverà tra USA, Francia, Italia e Cina. Secondo Le Monde, la sua nomina segna un importante cambio di equilibrio nel gruppo, le influenze italiane e USA diventano preponderanti. La carriera di Filosa è quasi tutta americana, CEO di Jeep a fine 2023. Dopo l'uscita di Tavares è stato nominato responsabile per le Americhe. Dovrà affrontare la crisi del gruppo, specie in Italia, alle prese coi dazi di Trump e la concorrenza sulle auto cinesi. Chiudiamo appunto con Il Tempo che scriveva della Todde in Sardegna, qui sarda tutto. Anche per i giudici la Todde è decaduta, ma lei non molla e vuole farsi salvare dalla sinistra. Il tribunale respinge il ricorso della governatrice, violate le regole sulle spese elettorali. I 5 Stelle la difendono, più freddo il PD, la crepa rischia di allargarsi in vista delle regionali. Cosa succede sostanzialmente? Succede che in Sardegna, con le spalle al muro, emergono altre reazioni a proposito della magistratura, molto diverse da quelle del passato. La voragine è quella che si è aperta ieri con la sentenza del Tribunale di Cagliari, che respinge il ricorso della Presidente della Regione Alessandra Todde contro l'ordinanza di decadenza del Collegio di Garanzia Elettorale, con parole pesantissime. Le violazioni contestate alla ricorrente risultano tutte sussistenti, scrivono i giudici. E ancora, le violazioni disattendono integralmente la disciplina in materia di spese elettorali, rendendo impossibile verificare con sicurezza i fondi ricevuti dalla ricorrente, soggetto finanziatore e impiego delle somme. Insomma, un vero e proprio cataclisma che rischia di affondare la prima e unica governatrice dei 5 Stelle, con conseguenze che potrebbero essere avvertite fino a Roma, nei già travagliati rapporti tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Lei, la Presidente, risponde a muso duro, dice di voler andare avanti, impugniamo la sentenza perché le violazioni contestate non sussistono, come pure rilevato dalla Corte dei Conti e dalla Procura della Repubblica di Cagliari. Con questo abbiamo finito. Fedez fa pace con Forza Italia, Gasparri è invitato, verrà, andrà alla convention dei giovani azzurri per parlare di disagio del mondo minorile. Francesco, io tolgo la condivisione dello schermo e apriamo le telefonate allo 029294 7222 se avete voglia di essere dei nostri attraverso quel magnifico strumento che è appunto il telefono inventato da Antonio Meucci, oppure se volete scrivere ci sono sempre le zappe 340 670 9659 e potete dire la vostra anche in quel modo. Le 9:17 minuti e 32 secondi, noi siamo qua, vi si aspetta tutti. È stata una rassegna stampa bella piena stamattina, devo dire la verità. Credo che non siano mancati gli spunti di riflessione. Diamo un'altra occhiatina intanto alle agenzie, vediamo che cosa è successo in queste quasi 2 ore di trasmissione. L'ANSA è ancora con l'apertura
su, come si dice, su Trump e i dazi. E vediamo un po' che cosa c'è. C'è una zappa, attenzione, vediamo chi è che ci scrive. Un momento che apro qua. Ah, Gesù, dai, veloce, sto computer ogni tanto la mattina mi si imbambola. Ciao Antonino, quando hai fatto sentire il rumore dell'olio mi è venuto in mente un cuoco di quelli su YouTube che dice che un risotto buono fatto bene ha da fa suono dell'amore, ciaf ciaf ciaf. Perdonami padre perché ho molto peccato. Saluti, un abbraccio Stefano. No, tu sei un genio Stefano. Esatto, una miscela fatta bene al 2%, se non avete il miscelatore automatico come ce l'ho io, potete comprare il misurino Piaggio, costa 4 euro. Ecco, una miscela fatta bene ha da fare il suono dell'amore, lo volete sentire? Immaginate a Bruxelles quello che si contorce. Oh, les inquinantes! Bisognerebbe dire a Totò e Peppino perché non andate a dire voi di persona a Netanyahu quello che avete urlato ieri in Parlamento? Bella domanda. 2 chiamate, pronto chi è là? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Ciao, grande. Pronto, ciao. Niente, io volevo intervenire sulla faccenda di Gaza. Allora ogni giorno ci sono i bollettini che ci dicono che vengono uccisi donne, bambini, vecchi nei raid e nelle azioni di guerra degli israeliani. Allora io vorrei dire una cosa. Allora l'Egitto è al confine, ha chiuso il valico, ma l'ONU potrebbe anche mettersi lì e dire vabbè, noi facciamo una tendopoli in territorio egiziano, spostiamo le donne, spostiamo i bambini, spostiamo i vecchi, comunque spostiamo la gente inerme, la portiamo lì al confine in Egitto, basta superare il confine che Israele non può assolutamente andare a bombardare nessuno. Se tu vuoi salvare le persone, cerca di agire in questo modo. Io non capisco perché le organizzazioni umanitarie, tutti quelli che si indignano per la guerra a Gaza, non gli è venuto in mente di fare una cosa semplicissima. Li tieni lì, non li fai uscire dal campo profughi, però almeno gli salvi la vita. Quando poi la questione sarà risolta e si spera velocemente, li fai rientrare a Gaza nelle condizioni diverse. Cioè qualcosa mi dice che comunque ai paesi arabi e ai loro fratelli musulmani di Gazani non gliene frega niente. Io ho questa impressione. Non è che è un'impressione, è un fatto, hai ragione. Hai ragione Fabrizio. È proprio così, non li vogliono. Perché questo fatto è emerso drammaticamente già allo scoppio della guerra. Hai ragione Fabrizio. Non li vogliono, questa è la loro ipocrisia. Nessuno si vuole fare carico nel mondo arabo dei Gazawi. E Hamas continua a utilizzarli come scudi umani, a parte il fatto che se Hamas dà i dati sui morti gli credono tutti. Se li dà Israele non gli crede nessuno. E torno a ripetere con Magnaschi, come diceva giustamente, scusate, basta restituire tutti gli ostaggi, deporre le armi e la guerra finisce. E invece no, stranamente si continua a utilizzare una popolazione come scudo umano, a presentarla al mondo, ci vogliono affamare, ci vogliono ammazzare qua e là e ci vogliono depredare. Attenzione, altra telefonata, pronto chi è là? Ciao, sono Marco da Mantova. Buongiorno amico mio, dimmi. La tua boccetta di olio di miscela? La vuoi risentire? Certo, volentieri. Senti ecco, che bel prego. suono, meraviglioso. Mi ha fatto ricordare quando da quindicenne, a bordo del mio tubolare, un BM, un Malaguti Fissi. Esatto, da noi li chiamavano tubolari. Io avevo il 50 della Malaguti, il mio amico Nicola aveva il BM Wally. Quante marce? 3 o 4? 4 marce. Ma tu sei proprio un king, vai avanti. Tutti elaborati con l'espansione della Proma, con l'80 sopra, cioè carburatore del 18. Andavamo in giro per facevano 140 all'ora sti cosi. No, 140 no, però 90 sì. Dovevi metterci anche un peso sotto, sennò diventavano troppo leggeri.
Quindi giravamo tutta la provincia di Mantova, io non so quanti chilometri ci siamo fatti in giro, andavamo sul lago di Garda in compagnia in 7, 8, 10 con i nostri amici e c'era di tutto, c'era dal Benellino al Corsarino, c'era un mio amico che aveva un Corsarino quattro tempi, meraviglioso. Comunque vabbè, al di là di questi che sono ricordi che io me li porterò per sempre con tanta nostalgia. Allora, volevo soffermarmi un attimo sul discorso Islam. Io ogni tanto te lo dico, l'Europa è da più di 20 anni che vuole islamizzare il continente, anche perché l'Islam è un formidabile controllo sociale, strumento di controllo sociale. Quindi tu decidi già cosa deve fare la donna, cosa non deve fare la donna, cosa può fare l'uomo, quasi tutto. Gli uomini girano barbuti, col gabannone, le donne se ne stanno velate in casa a non rompere i maroni in giro per strada, si risolve il problema dei posti di lavoro, lavora soltanto l'uomo. La polizia religiosa mette in regola quelli o quelle che non rispettano i fondamenti, come succede anche in Turchia, come succede in molti paesi arabi, e quindi tu hai risolto il problema sociale. Il concetto invece legato alla morte di quella povera ragazzina di 14 anni, guarda che questo è un discorso che facevamo con mia moglie ieri sera, che tu sai essere tua conterranea, lei è pugliese. Lei lo diceva, Marco, questa qui era già morosina a 12 anni, ma succedeva nel mio paese quando io avevo 10 anni, che le ragazzine dovevano essere già fidanzate a 12 anni e se si sposavano a 18 erano già considerate vecchie, perché tu a 18 anni dovevi aver messo al mondo almeno un paio di bambini, altrimenti eri considerata un incapace. Quindi secondo me in certe parti d'Italia c'è ancora un po' quella considerazione lì che a 12 anni devi avere già il moroso e quindi prima di diventare maggiorenne devi essere sposata e fare la brava casalinga, massaia, eccetera. Poi dopo c'è un altro discorso che anche se sempre lì a mia moglie che li fa, perché io non ho figli e mia moglie invece ha una figlia di 32 anni, ma secondo me Marco, e questo lo dice anche vedendo i suoi nipoti, cioè i figli di sua sorella, che hanno entrambi dei bambini piccoli sotto i 10 anni, che vengono considerati, io ti riporto quello che ha detto a me. Marco, io e te eravamo considerati figli. Oggi in molti casi i figli vengono considerati degli idoli ai quali non si riesce per tante ragioni dire di no. Cioè, effettivamente quando tu ricevi tutti sì dai tuoi genitori che non sopportano il broncio che potresti mettergli se ti dicono dei no, mio padre, Antonino, non credo che quando mi vietava qualcosa stesse bene, però me lo diceva, io non posso dartele tutte vinte, perché tu quando arriverai a 15-20 anni ti troverai di fronte a un mondo che i no te li mette davanti, perché non ci sarà più tuo papà e tua mamma a proteggerti. Secondo me questo porta tanti giovani e tante giovani a non accettare i no. Questo e in certe menti bacate, non parlo in tutti Antonino, però sappiamo che ci sono certe menti che sono salde e certe menti che invece sono meno salde, in certe menti bacate possa scattare, non è giustificabile, però possa scattare il fatto, sì, tu mi dici di no, tu mi rifiuti e io te la faccio pagare. E allora ci troviamo di fronte a questi femminicidi, soprattutto da parte di uomini, ma ci sono anche delle donne, il caso di Bologna di ieri, che una signora ha ammazzato il marito, però purtroppo siamo arrivati a questa cosa qui. La colpa ce l'hanno i figli, ma secondo me in molti casi ce l'hanno pure i genitori che non hanno saputo insegnare o far capire ai figli che il sì non è dell'obbligo, è una possibilità, ma in molti casi anzi sono molti più i no. Bene, io penso di aver completato il mio sermone. Ciao Antonino, grazie. Ciao carissimo, grazie. C'è un'altra telefonata, pronto, chi è là? No, non c'è più. Va bene, allora, sì? Pronto?
Sì, pronto, buongiorno signor Antonino, io mi allaccio a quello che ha detto, alle parole sacrosante che ha detto Marco. Buongiorno a lei, signora. Volevo anche aggiungere una cosa, a 12 anni appunto come ha detto non si può avere il ragazzino, cioè bisogna, queste generazioni vogliono crescere ed è colpa dei genitori, è colpa della società, tanto sono comunque parole che sappiamo tutti, sono delle evidenze che abbiamo sotto gli occhi. Non succedono solo al sud ma anche al nord, perché le vediamo a 10, 12, 13 anni che sembrano delle ragazze di 25 e passa. Condivido. È questa società che non dà più senso al valore della vita, ma a 360 gradi. Si parte dall'uccisione del bambino nel grembo materno fino all'uccisione dell'anziano perché è di peso e dà fastidio. Quando noi abbiamo purtroppo sdoganato questi che loro chiamano diritti, il resto è tutta una conseguenza, cioè se noi togliamo Dio, la religione, i precetti, il valore della vita, l'importanza dell'essere umano a 360 gradi dalla nostra esistenza, raccogliamo tempesta. Chi semina odio, chi semina zizzania, raccoglie tempesta. Questi sono i frutti di queste generazioni che noi abbiamo chiuso in casa per 1 anno, 2 anni con i telefonini, che vanno dagli psicologi perché le famiglie si sono disgregate. La mamma non c'è più, esce, va con le amiche, ha 40-50 anni, vuole averne ancora 20. Il papà se la fa con le ragazzine. È brutto da dire, ma purtroppo è così. Questi sono i frutti e parte delle colpe, magari non solo quelle, e poi ognuno ha quello che purtroppo si è cercato e che si merita. Grazie signor Antonino, buon lavoro, grazie. Signora, un abbraccio. Allora, guardi, io capisco il suo sfogo, che peraltro è accorato e che condivido. Le devo dire però, lei dice quando abbiamo tolto Dio dalla società, il fatto è che noi viviamo in una società laica e come tale c'è anche gente che non si pone il problema di Dio. Allora proviamo anche a ragionare di una morale comunque comune. La morale comune sarebbe molto semplicemente la difesa del debole, dalla vita che nasce a quella che finisce, come giustamente dice lei. Il fatto che per il giusnaturalismo, che è concetto cristiano, per l'essere venuti al mondo siamo titolari di diritti e come tali devono essere rispettati, e sono d'accordo con lei. Un'ultima cosa che le voglio dire, dice ma ammazzano perché li abbiamo chiusi per il lockdown. Serinelli, l'assassino di Santa Maria Goretti, non era stato chiuso col lockdown nel lontano 1902. Questa violenza c'è sempre stata. Va bene, grazie a tutti, io chiudo qui, adesso liberamente col direttore responsabile Giovanni Sallusti e poi la programmazione della rete. Se avete voglia, stasera 18:05 trattabili, torniamo con Zoom. Buona giornata a tutti. Avete ascoltato la rassegna stampa.